2000 ettari di biodiversità. Questa è oggi la foresta di Giazza, che si estende a cavallo delle province di Verona, Vicenza e Trento e che è gestita in modo unitario dalla Regione Veneto attraverso la sua azienda Veneto Agricoltura. A fine Ottocento questo paesaggio però era completamente diverso. L'uso dei boschi per avere legna da ardere o carbone e la volontà di sfruttare a pascolo pendii e vallette lo avevano trasformato in una sorta di deserto, dove pochissimi alberi sopravvivevano a fatica, a frane e ad altri fenomeni di dissesto idrogeologico. Fenomeni che non solo impoverivano i terreni in quota, ma creavano problemi anche a valle, quando i torrenti, ingrossati dalle piogge o dal disgelo, facevano scendere ingenti quantità di materiale, minacciando case e coltivazioni della Val di Lasi, come accadde nell'autunno del 1882, quando tutti i corsi d'acqua della zona esondarono e non ci fu area che si salvò da ghiaie e fango. E se allora, a Verona, dopo la piena dell'Adige, si decise di proteggere la città erigendo i muraglioni a sua difesa, in montagna si cercò la via per porre rimedio ai dissesti nella valle di Revolto. Interventi che furono possibili seguendo le direttive e usando i mezzi messi a disposizione dalla prima legge forestale dello Stato italiano del 1877. Si costituì così il Comitato Forestale Provinciale, si acquistarono i terreni dai privati e dal comune di Selva di Progno, mentre dal comune di Ala si acquistarono per 6.000 fiorini d'oro quelle porzioni di territorio, i boschi del Turcato e le malghe del Rivolto e Campobrun, che all'epoca ancora ricadevano entro i confini austro-ungarici. Acquisita la proprietà di tutta l'Alta Valle, si diede il via ai primi imponenti interventi di sistemazione idraulica forestale sia del torrente principale che dei suoi diversi affluenti. Regista di queste operazioni fu l'ispettore forestale Angelo Borghetti, che dal suo ufficio di Tregnago seguì passo passo tutte le opere e i lavori. Le briglie in sassi e calcestruzzo lungo le aste principali dei corsi d'acqua per limitare la discesa a valle dei detriti. La sistemazione dei versanti degradati dall'opera di taglio degli alberi compiuta nei decenni precedenti, ma soprattutto la messa a dimora di centinaia di piante, prodotte nel vivaio, costituito e sviluppato proprio a questo scopo, completando il tutto con altre opere di consolidamento e piantando ontani, salici e mangiociondoli. Contestualmente venne realizzata anche una rete di mulattieri e sentieri che servivano ai diversi cantieri aperti, mentre quando i venti di guerra con l'Austria cominciarono a soffiare, il genio militare realizzò la strada carrabile che sale fino alle pendici del Carega. Al termine di questi lavori, il 10 agosto 1911 fu inaugurata ufficialmente dall'allora ministro dell'Agricoltura Francesco Saverio Nitti la foresta di Giazza, prima foresta demaniale d'Italia che prese nome dal paese che sorge alla confluenza dei torrenti Revolto e Fraselle. Da allora la foresta è rimasta sempre accorpata, prima di proprietà statale e quindi gestita dal Corpo Forestale dello Stato e poi, con l'avvento delle autonomie regionali, della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, titolare dei 428 ettari della riserva naturale guidata di Campobrun. Una doppia proprietà che però non ha mai messo in discussione la gestione unitaria della foresta, che è stata prima dell'Azienda Regionale delle Foreste e poi, dal 1997, di Veneto Agricoltura. Oggi la foresta di Giazza è senza dubbio il più bel complesso boscato del Veronese, delimitata a nord dal gruppo del Carega, a ovest dai pascoli dell'Alta Lessinia e a est dalla catena delle Tre Croci. La foresta, nella sua parte veneta, è interamente compresa all'interno dei confini del Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito nel 1990.
diversa esposizione delle due vallate, di Revolto e Fraselle, e l'elevata escursione altimetrica, dai 759 metri del paese di Giazza ai 1641 di Passo Ristele, delineano un paesaggio che offre una grande varietà di ambienti e di tipologie vegetazionali. Dal punto di vista boschivo, la foresta si può sommariamente dividere in tre fasce. Quella più bassa, costituita prevalentemente da faggi e altre latifoglie, frammisti a nuclei artificiali di abete rosso, frutto proprio dei rimboschimenti di 100 anni fa, e di abete bianco, di origine naturale. Nella fascia intermedia, invece, si distinguono nuclei di abete rosso e larice, con qualche rado gruppo di faggi, mentre nella fascia più alta trovano spazio solo formazioni di pino mugo e i pascoli d'alta quota. In questo paesaggio spicca lo splendido bosco di abete bianco, faggio e abete rosso, con piante di notevoli dimensioni posto sotto Malga Terrazzo, nel versante sinistro della Valle di Revolto. Grazie alla buona quantità di luce che filtra attraverso le chiome degli alberi, il sottobosco è ricco e ben sviluppato, con cespugli di nocciolo, salici e con numerose piante di tasso cresciute spontaneamente. Alle quote più elevate si trovano rododendri, l'erica e numerose specie erbacee dai fiori vistosi come il giglio martagone. Lungo i corsi d'acqua che scendono dalla Valle di Revolto e dalla Val Fraselle si nota infine una vegetazione caratteristica formata da cespugli di salici, ontano bianco, maggio ciondolo, che rappresentano un altro anello di congiunzione proprio con i lavori compiuti 100 anni fa da Angelo Borghetti e dai suoi forestali. Ancora oggi si pone grande attenzione alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica, ma ricorrendo, quando necessario, anche alle tradizionali opere in calcestruzzo, nell'intento di limitare al massimo i fenomeni di erosione del suolo da parte delle acque e dei frequenti fenomeni valanghivi in un contesto geologico ed orografico che rimane delicato. Interventi di manutenzione ambientale e di consolidamento dei versanti che si sono rivelati efficaci soprattutto in un ambito di origine artificiale, che quindi deve potenziare i meccanismi di autodifesa propri dei boschi naturali e degli ecosistemi complessi. Un'attenta strategia selvicolturale sempre più diretta al mantenimento degli ambienti naturali che ha portato la foresta di Giazza ad ottenere, come le altre foreste di proprietà regionale, la certificazione di gestione forestale sostenibile, rientrando in un sistema di certificazione ambientale certificato dalle norme ISO. Accanto a questo, oggi, nella gestione della foresta, Veneto Agricoltura tiene conto della vocazione turistica del territorio. Infatti, l'esistenza di una rete vastissima di sentieri e l'alta valenza ambientale della zona può servire per dare l'opportunità, anche all'escursionista meno attento, di capire come l'impegno per la conservazione e il miglioramento di questi territori serve a garantire la loro fruizione alle generazioni future, oltre che a dare il giusto rilievo a quanto l'uomo ha saputo fare per trasformare un ambiente dissestato in un patrimonio ricco di biodiversità.